Se solo fosse così semplice riconoscere un prodotto contraffatto. Non solo blitz delle forze dell'ordine fra Vucumpra e laboratori clandestini dove si riproducono marchi e griff truffando i clienti e affossando il mercato. La lotta alla piaga della contraffazione può passare anche attraverso le immagini, la creatività, l'educazione. Mini flash come lo spot della regione che anticipa il Festival dei Consumatori di Padova, ma anche cortometraggi e video realizzati da chi più di tutti può e deve conoscere l'educazione e la legalità. Nasce così Ciak Caccia al Falso, il concorso promosso dalla regione destinato alle scuole e ai giovani del Veneto. Strumenti che sono quelli dei piccoli filmati, dei videoclip, dell'ironia, della loro creatività, e questo secondo me è anche la strada giusta per sensibilizzare loro stessi. Anche perché se i giovani di oggi non trovano lavoro è anche colpa del mercato del falso che sta piegando interi settori un tempo fra i più floridi del Veneto. I filmati prodotti da quanti vorranno partecipare al concorso, dopo una iniziale verifica di conformità al bando da parte di una commissione ad hoc, saranno inseriti nell'area web riservata all'interno del blog della regione www.venetoconsumatori.it e valutati direttamente dagli utenti della rete. Il bando del concorso, indirizzato agli istituti scolastici e ai giovani fino ai 25 anni di età, sarà pubblicato sullo stesso sito e sul sito della regione www.regioneveneto.it. A questo progetto è stato destinato un finanziamento complessivo di 40.000 euro. Io credo che l'ironia sia disarmante, la comicità, l'ironia sia disarmante sia per far conoscere le cose ma anche per ridurre anche questa problematica, proprio perché più si mette alla berlina e più ovviamente il consumatore è più attento.